Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questo giorno mercoledì delle Ceneri, entriamo nel tempo liturgico della Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo dei catechesi sulla speranza cristiana, oggi vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza. In effetti questa prospettiva è subito evidente se pensiamo che la Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua e dunque tutto il senso di questo periodo di 40 giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui che è la luce. E la Quaresima è un cammino verso Gesù risorto. La Quaresima è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente dall'alto, dall'amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua natura, tempo di speranza. Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all'esperienza fondamentale dell'esodo degli Israeliti dall'Egitto, raccontata dalla Bibbia, che porta questo nome, Esodo. Il punto di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l'oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha dimenticato il suo popolo e la sua promessa. Chiama Mosè e con braccio potente fa uscire gli israeliti dall'Egitto e li guida attraverso il deserto verso la terra della libertà. Durante questo cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli israeliti la legge per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro come fratelli. La Scrittura mostra che l'Esodo è lungo e travagliato. Simbolicamente dura 40 anni, cioè il tempo di vita di una generazione che di fronte alle prove del cammino è sempre tentata di rimpiangere l'Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo le tentazioni di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente guidata da Mosè arriva alla terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella speranza, la speranza di raggiungere la terra. E proprio in questo senso è un esodo, una uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi una uscita dalla schiavitù del peccato alla libertà dell'incontro con il Cristo risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni caduta e ogni ripresa, tutto ha senso solo all'interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo popolo la vita e non la morte, la gioia, non il dolore.
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue e grazie a Lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è passato attraverso la croce e noi andiamo in paradiso in carrozza. No, non vuol dire questo, non è così. La nostra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia di amore, richiede il nostro sì e la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi. La Quaresima vive di questa dinamica. Cristo ci precede con il suo esodo e noi attraversiamo il deserto grazie a Lui e dietro di Lui. Lui è tentato per noi e ha vinto il tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con Lui affrontare le tentazioni e superarle. Lui ci dona l'acqua viva del suo Spirito e a noi spetta attingere alla sua fonte e bere nei sacramenti, nella preghiera, nell'adorazione. Lui è la luce che vince le tenebre e a noi è chiesto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata nel giorno del battesimo. In questo senso la Quaresima è segno sacramentale della nostra conversione. Chi fa la strada della Quaresima sempre è in strada di conversione. È segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l'amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più, l'esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto, tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul modello di quella Vergine Maria che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo figlio continuò a credere e a sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell'amore di Dio. Col cuore aperto a questo orizzonte entriamo oggi nella Quaresima, sentendoci parte del popolo santo di Dio, iniziamo con gioia oggi questo cammino di speranza. Grazie.